Bella raga, ciao a tutti dal Cubendone Veneziano ragazzi, mancano 3 giornate di campionato, ne ho giocata una contro il Livorno senza registrarla. Napoli 80 punti, Milan 78, Juve 77. A 3 giornate dal termine c'è ancora una minima speranza, siamo a 2 punti dal Naples. Questo campionato non finisce mai, tipici campionati comendiani con stagioni che si decidono alle ultime giornate. Adesso chiaramente registriamo una partita video e intera perché la posta in gioco è un po' troppo alta. Chiaramente se dovessimo perdere questa e Napoli vincere andiamo direttamente alla finale di Team Cup. Palacio. De Jong è entrato comunque Sterling. De Jong. Se penso che ho buttato via punti con squadre tipo Catania in casa, veramente se potrei essere in prima posizione, però ho già fatto un miracolo a essere arrivato a giocarmi il campionato 3 giornate dal termine. Nagatomo. Sono stato anche primo per una giornata. Ma dov'è il fallo, porco lodro? Col Catania purtroppo una beffa atroce. Con Livorno ho vinto 1-0 proprio di misura. Salvio. Salvio se ne va. Salvio se ne va. La stella Salvio. Edoardo Salvio. Salvio. Velocità sfolgorante. Salvio! Non ci credo. Hernanes e il Tony Manero dell'Inter. De Jong, Blind, stagione memorabile. Sterling, stagione purtroppo un po' sfortunata con un brutto infortunio anche di Blind. Andanovic, Blind veramente uno dei migliori del Milan insieme a Mario Mandzukic, ragazzi, di testa. Ricordiamo che il Milan ha vinto anche il derby d'andata. Attenzione! Gol del Milan! Gol del Milan! Gol del Milan! Esplode San Siro! Esplode San Siro! Che poi in realtà, ragazzi, ha segnato cosa? Ha segnato? Salvio in realtà. Ho avuto un attimo di panico, perché ho pensato troppo a guardare i tifosi, non ho capito che ha segnato. The Panic ha segnato il numero 5, no 15. Salvio ha segnato, giusto? No, Salvio aveva le scarpette rosse però, boh, non lo so, maneggio come indiano. No, coglioni, ha segnato un difensore. Vertonghen ha segnato il Vertonghen. Grandissimo Vertonghen, ragazzi, grandissimo. E godo l'uomo derby fuori. Pensa che bello, sarebbe stupendo veramente vincere l'oscuro, sarebbe una cosa memorabile. Sterling, grande Sterling, numero di Sterling, Gianpaolo Sterling, vai Gianpaolo Sterling, prova il cross, Sterling, spettacolo puro, di testa nessuno. Salvio, Mozzarella recupera, Carriso, cioè neanche Andanovic. Mandzukic, Super Mario. Wallace. Bravo Riccardo Montolivo. Siamo già alla mezz'ora, ragazzi. Risultato Milan 1, Inter 0. Vertonghen. Wallace. Rami, dolce Rami. Sbaglia tutto Rami, recupera bene Wallace. Attenzione di testa, complimenti. No, Taider, non può essere Taider. De Sciglio. Nigelone De Jong, King Kong De Jong per Riccardo Montolivo, Caravaggio per Salvio. Salvio ancora per Caravaggio, l'Inter non c'è molto in difesa. Montolivo prova il cross. Marione cosa fa? Però dopo sbaglia il controllo. Nigelone. Montolivo, Riccardo Montolivo. Mandzukic sbaglia. Bravissimo Sterling, vogliamo un gol di Sterling, sarebbe bellissimo. Sterling, ciofeca di Sterling. Siamo al 42esimo al San Siro Stadium, perché è San Siro Stadium, ragazzi.
Rossoneri siamo noi, ma chi cazzo siete voi? Sterling. Stiamo venduto anche il ballo, compreremo Pandev e destro probabilmente. Penso, no, ma se compriamo Pandev e destro giuro che veramente ma tifo per il prosesto, ragazzi, se è ufficiale. Sterling. Che schifo. Cioè, il sogno sarebbe comprare Rabiot, Cerci e Jackson Martinez. Con questi tre abbiamo chance positive, almeno di arrivare in Champions League. Anche se chiaramente servono anche i difensori, c'è bisogno di fondare la squadra, c'è poco da fare, ma purtroppo boh, non voglio neanche pensare al calcio vero perché sennò veramente viene da bestemmiare in italiano proprio. Ok. Attenzione, vai Mario, errore di Cambiasso, Manzo che c'è il bomber, il capocannoniere del torneo. Carriso. Finisce il primo tempo, Milan 1, Inter 0. Non c'è molto da dire. Ecco l'inizio del secondo tempo. Salvio. Numero di Salvio. No, ho sbagliato sto pipposo. Rossoneri siamo noi. Ma chi cacchio siete voi? Noi siamo AC Milan, voi non siete proprio cazzo. Palacio, Mandzukic. Attenzione, Salvio, non ci arriva Salvio di poco. Rossoneri siamo noi. Blind. Riccardo Montelevo. De Jong vede Mandzukic l'Inter proprio in difesa, non c'è secondo male l'Inter oggi. Però Mandzukic qua ha preteso un po' troppo dalla sua classe. Mandzukic, De Jong, Blind vede Dolce Rami. Ma porca trota. Bravissimo Vertonghen, partita strepitosa del Verto. Attenzione Salvio, vede voleva fargli fare il gol a Sterling. Vertonghen sta giocando un calcio bailato. Vertonghen scatenato, il Verto scatenato. Stiamo dominando veramente oggi. Erroraccio Palacio, attenzione, questa è una brutta cosa. Bravi. No, errore clamoroso. No, che cazzo. Mamma mia. Panico puro alla San Super panic. The panic. Nostra roba. Gennarino Gattuso. Bravissimi, teniamo palla, De Jong, Nigelone c'è, Nigel, Salvio. Ma che dopo li pago sti errori. Riccardo Montelevo per De Sciglio, attenzione, è la partita dei difensori questa, forse l'occasione finalmente. Sterling 2-0. Mamma mia ragazzi, l'Inter non c'è proprio quest'oggi, L'Internazionale di Milano non c'è proprio. Rossoneri siamo noi. Anzi, mi sparo 2 partite complete. Sì ragazzi, me ne sparo 2 complete. Qui c'è ancora più l'atmosfera da scudo. Sterling per Mandzukic, non ci arriva l'asso croato. Che campionato però, anche arrivare secondi sarebbe veramente un onore. Mandzukic. Mamma mia, Mandzukic ragazzi, ma l'Inter è ferma, Mandzukic! E sono 3, super! Mario Mandzukic, Inter asfaltata, non so cosa dire. Sono quelle partite dove ti va bene tutto ragazzi.
L'internazionale, 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 l'internazionale. Salvio, vede De Jong, mamma mia, un Milan sontuoso, l'Inter è proprio sulle gambe, l'Inter è distrutta, De Jong, ma ragazzi, ma cosa succede? Mandzukic, Montolivo, tiro di merda. Proprio un Milan sontuoso quest'oggi. Montolivo. Ragazzi, vittoria pesante se il Napoli, ragazzi, non ha vinto, veramente prevedo 2 partite da urlo. Se penso che ho perso lo scontro diretto all'ultimo secondo, dominando, veramente mi girano i coglioni. Attenzione, mamma mia. Non voglio prendere gol. Ai, questa è bruttina. Ragazzi, 3-0, meraviglioso. Andiamo in nessuna partita, ti prego. Napoli non vincere, 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 Napoli non vincere. Purtroppo ha vinto, purtroppo ha vinto. Ragazzi, penultima giornata. Alessandro Vecchioccina arbitra la partita tra Atalanta e Milan. Meno 2 giornate, 2 punti di differenza tra il Napoli e il Milan. Vai. Vai Beppe. Dopo sarà l'ultima giornata e finale di Coppa Italia, quindi l'ultimo video sarà scoppiettante. Dai Fiori. Questa partita la gioco intere perché veramente ci deve essere l'atmosfera delle grandissime occasioni. Mandzukic. Attenzione Onda, Sterling deve ancora riprendersi del tutto. Salvio, tacco, ma è fuori. Siamo al 5° minuto. Riccardo Montolivo. Mandzukic sbaglia. Morales, attenzione, no, cagata del Milan. Cigarini, Ciga, bravo Abbia. No, gol, incredibile. Gol dell'Atalanta. Non ci credo. La volevo buttare via dall'altra parte, qua sono i vanesi di FIFA, però vabbè, non ho parole. 1-0 dell'Atalanta, con le piccole non vinciamo mai, Salvio, che sono le tipificazioni del comandone, incredibile. Siamo sotto a Bergamo. Siamo sotto a Bergamo, Beppe. Non ci credo. Tutto perché non l'ha buttata via a sinistra. Vabbè, lasciamo perdere perché se mi girano i coglioni veramente. Attenzione, l'Atalanta fa quello che vuole, ragazzi. L'Atalanta serve al Barcellona, gol. Cioè, stradomino il derby, poi vado a perdere con l'Atalanta, giusto, no? Fallaccio, dagli il rosso. Rosso. Ragazzi, bisogna chiaramente vincere. Se butto via lo scudetto perché perdo anche a Bergamo, veramente. Merito la Serie B. Sto Honda che porta sfiga. Mandzukic. Vai Monto. Attenzione! È pareggio del Milan. Mario Mandzukic 1-1. Bravi ragazzi, bravi. Impietriti i tifosi bergamaschi, però ragazzi ho voglia di FIFA 15 perché troia. Dennis. Vai, adesso dobbiamo dominare. Mandzukic, il numero di Mandzukic. Attenzione. No, oddio, gli dà rosso. Oddio. Mamma mia che rischio però. Cercano il tocco. Buttala via. Stiamo soffrendo con l'Atalanta, è incredibile.
Fioi. La palla è stata recuperata dalla difesa. Ancora, buttala via, dai che è meglio. Benaluan. Occhio. Ma guarda che roba abbiamo. Fioi. I giocatori mi selezionano i giocatori. Mandzukic. Mario Mandzukic. Sfrutta la velocità, Mandzukic. Sfruttala. Niente da fare. Il primo tempo se ne va così, incredibile. Dai, veloci. Buonaventura. Fuori gioco, invece no. Del grosso. Bravi ragazzi, buttala via. Blind. Mandzukic. Honda. Bello Honda. Bel numero di Honda. Dai Fioi, dai. Fallaccio. Sono un po' nervoso. L'arbitro ha stretto il giallo, l'allenatore del Milan si non può sedere l'arbitro in questo caso. Fallo di Vertonghen. Il pallone finisce agli avversari dopo il traversone. Vai Abbia. Vai Mandzukic. Oddio, vede Honda. Sarebbe incredibile il gol di Honda. Non ci credo. Honda sta facendo una bella cosa qua. Fine primo tempo beffardo. Guarda che dei risultati, guarda. Questo match potrebbe essere deciso da un episodio, da una giocata individuale. Cioè, neanche porto via ste. No, sono coglione. Salvia. Secondo tempo Milan alla battuta. Dai, dobbiamo vincere assolutamente. Salvio. Avanza palla al piede. Salvio, vede Montolivo. Tirala! Grande Mandzukic. Grande Mario subito. Grande Marione subito. Fioi, eccole qua. Come succede al computer, succede anche a me abbiati. Non riesci proprio a fermarli, ragazzi. Non c'è niente da fare. Delle volte non ti selezioni i giocatori. Ah, Salvio, qua non fa sti errori. Ottimo intervento, ora la palla. De Sciglio, vede Honda, forse è lunga. Honda. Beh, Honda non si arriverà mai. Ecco. Prova il tiro! Mamma mia! È riuscito a parare. Probabilmente si augura soltanto che questa partita si concluda presto. Allontana il pallone. De Vrij, dai! Montolivo! Missile! Riccardo Montolivo! 3-1 rossoneri siamo noi. Ma chi cacchio siete voi? Fallo ancora. Attenzione, mamma mia. Duello fisico per il possesso della palla. Salta l'avversario letteralmente. Adesso veramente cerchiamo di pensare solamente a gestire il risultato. Aspettalo come. Perde il controllo della palla. Facciamo un po' di cambi. Così facciamo un po' di turnover. Allora, Manzo. Pazzini. Zemaili. Blind. E Salvio Tarabt. Vai Riccardo, l'Atalanta ormai è spaccata. Dennis. No, no, rosso. Sono un coglione. Perdo Vertonghen per l'ultima giornata, sono una pip. Sì, e non può nemmeno protestare più di tanto. Difensivi. Il tecnico
Veramente un errore imperdonabile. Vedi, sono queste le mie cazzate che faccio. Incredibile. Tarapt. 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 Cosa fa il Tara? Cosa fa il Tara, ragazzi? Dennis. Via, Buonaventura. Buonaventura. Esce portiere, Abbia, grandissimo Abbia. Sono un po' seduto però, ragazzi. Sveglia. Carmona. Montolivo. Ma il pazzo, ragazzi, il pazzo. Vede perfettamente Onda. 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 Oh, non segna. Ragazzi, non può segnare Onda. È un bug del gioco. Onda non può segnare. È incredibile. Onda è la cosa più scarsa in natura. Tarapt. Bello. Spaventoso. Spaventoso. Attenzione, German Dennis sbaglia. L'Atalanta sta sbagliando tanto. Tarapt. Cosa aveva fatto però veramente? Onda poteva segnare finalmente il suo gol, no? Scherzi. Buonaventura, Buonaventura. Faccio proprio fatica a fermarli con la X, diciamo. Cioè con... sì, scusate, sono ancora con la play. Bello Dennis, 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 gol. Bello. Bel gol dell'Atalanta. Diciamo che sto un po' sonnecchiando. E poi subito, ragazzi, si decide tutto e finisce la stagione bonus e poi FIFA 15, ragazzi. E poi FIFA 15. Mamma mia, non vedo l'ora. Vai Zemairi, Zemairi se ne va, se ne va, se ne va. No, non se ne va per niente. Montolivo. Fallo. E che cazzo. Oddio, stiamo attenti perché no, per prendere 3-3 sarebbe una beffa atroce, Vedo che perdere Vertonghen è veramente una cagata. Ragazzi, si va a vincere. Adesso andiamo a vedere cosa ha fatto il Napoli, ma abbiamo una grande chance. Il Napoli ha vinto 1-0. Era chiaro. Ultima giornata, 2 punti di vantaggio. Raga, un saluto dal commendatore veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.